Si chiamava Eva Valerio, era nata a Atene 30 anni fa, trasferendosi poi a Montecchio Precalcino. Appartiene a lei il corpo ritrovato sulla spiaggia di Butala, nel sud del Marocco. La giovane si trovava con un amico del posto in vacanza nella località turistica, noto polo di attrazione per gli appassionati di surf e kitesurf. Dal 3 gennaio però di lei non si aveva più traccia. Al camper che condivideva con il compagno non aveva più fatto ritorno. L'uomo ne aveva quindi denunciato la scomparsa, facendo partire immediatamente le indagini. Alla fine gli agenti della locale gendarmeria hanno ritrovato il cadavere lungo una spiaggia nella laguna di Dakhla. Le cause della morte sarebbero riconducibili all'annegamento, ma per accertarlo le autorità inquirenti hanno disposto l'autopsia sul corpo della donna, che è stato trasportato all'ospedale di Agadir. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulle dinamiche della scomparsa dall'incidente all'omicidio. La procura di Dakhla sta inoltre vagliando le dichiarazioni dell'amico marocchino della donna, che avrebbe anche collaborato attivamente alle ricerche.